Con 38 voti favorevoli e 7 astenuti tra le fila dell'opposizione, il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera alla realizzazione del referendum che sancirà il passaggio o meno della frazione di San Vito dal comune di Vigonza a quello di Noventa Padovana, un iter cominciato un anno fa e che aveva ricevuto il via libera da entrambi i consigli comunali coinvolti, ma che prevedeva anche l'approvazione del Consiglio regionale. Verrà messo in atto quindi la forma massima di democrazia, il voto ai cittadini, per dare un messaggio chiaro sulla volontà appunto dei cittadini stessi di San Vito. Probabilmente il referendum, nel caso non ci siano ricorsi nei confronti del provvedimento della Regione del Veneto, verrà fatto nella primavera inoltrata dell'anno 2025. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge numero 84 che prevede dunque il passaggio previo referendum consultivo che interesserà solo i residenti della frazione San Viota, ovvero circa 1200 persone. Ringrazio il Consiglio regionale che ha deciso di promuovere il referendum per il passaggio di San Vito sotto il comune di Noventa Padovana alla sola popolazione interessata che è San Vito. Quindi io un ringraziamento lo devo fare naturalmente al mio collega Gian Maria Boscaro, ai due consiglieri di San Vito, ma soprattutto al Consiglio regionale del Veneto. Il referendum verrà celebrato la prossima primavera. Nel frattempo il comune di Noventa Padovana inizierà una campagna informativa per mettere a conoscenza i cittadini di cosa comporterà il passaggio della frazione. Saremo presenti sul territorio di San Vito per rispondere a tutte le domande della cittadinanza, per rispondere a qualsiasi chiarimento che la popolazione ci chiederà, ma soprattutto per spiegare le grandi opportunità che questo passaggio potrà comportare ai cittadini di San Vito.